Allora, abbiamo capito intanto il percorso e il ruolo all'inizio che ha il consorzio. Scendiamo sempre all'inizio. L'acqua deve essere potabile, l'acqua deve essere di qualità. Ci sono diverse qualità dell'acqua, diverse sostanze presenti, tra l'altro non stiamo parlando di sostanze nocive necessariamente, perché mi sono guardata un po' tutti quanti attraverso appunto il sito, che è anche molto interessante, di Viveracqua. Ho visto un po' tutte le varie composizioni, sono particolarmente interessanti, però l'acqua è diversa da territorio a territorio, quindi come l'acqua si rende potabile? Leggo un messaggio che è arrivato: ma l'acqua persa dalle condutture non finiscono in falda, per cui non viene mai persa acqua. È una considerazione interessante quella che fa il nostro chi ci segue, perché è vero questo, l'acqua si chiama appunto ciclo idrico integrato, e lo spieghiamo anche ai bambini, no? Quando l'acqua appunto poi evapora, ma effettivamente è vero quello che dice, e non è un'acqua totalmente persa, perché va comunque nel terreno e quindi rientra in natura. Però è che magari va dove non serve. In questo momento siccitoso sarebbe bene che non venisse persa in un campo magari non coltivato, ecco, per dire. Comunque è vero, non è totalmente persa come in senso generale, ecco. Solo che nel momento di carenza, soprattutto per il mondo idropotabile, cioè dell'acqua da bere per gli usi domestici, per lavarsi, cucinare, è un'acqua che è persa, cioè tra l'acqua che viene immessa nella rete e l'acqua che viene utilizzata c'è quel delta che è l'ammontare delle perdite. C'è una differenza che è fisiologica, che è data dai lavaggi delle condotte quando si rompono. Noi vi scriviamo sempre, no, di lasciare scorrere l'acqua anche dal rubinetto. La stessa cosa la facciamo noi nelle condotte, cioè facciamo la riparazione, apriamo la condotta in modo da lavare bene la condotta prima di immetterla nella rete di distribuzione. Quindi c'è una perdita fisiologica che ci sarà sempre. Oppure banalmente nel caso di incendio usiamo l'acqua per i pompieri, quella non è un'acqua fatturata, contabilizzata, però c'è una perdita fisiologica e ci sono delle perdite invece che possono essere diminuite, e fa parte dell'obiettivo che dicevo prima, che è l'obiettivo principale che abbiamo noi gestori, la riduzione delle perdite, e stanno via via riducendosi effettivamente. Un altro messaggio: abito in zona montagnana e come è la situazione PFAS? C'è da preoccuparsi? Grazie. Stavamo parlando fuori onda prima. Sì, prego. Ne stavamo parlando fuori onda perché proprio la nostra conduttrice faceva una domanda sulla qualità dell'acqua, e come diceva lei, la qualità dell'acqua è diversissima, non è come l'energia elettrica che è uguale in qualsiasi punto della rete. Nell'acqua abbiamo acque con caratteristiche diverse, molto diverse, a seconda di dove venga prelevata, e diverso è anche il trattamento. Quindi un'acqua che sgorga dalle risorgive, per esempio del Brenta, che dicevo prima, del Campo Pozzi di Camazzole, è un'acqua che non ha bisogno di nulla. Facciamo una leggera clorazione giusto per mantenere le stesse caratteristiche eccellenti dell'acqua dal momento del prelievo, affinché alle vostre case sia con la medesima identica qualità. Siccome fa svariati chilometri, fa quasi 100 chilometri per arrivare a destinazione, noi facciamo una leggera clorazione, l'acqua viene messa nel tubo e arriva alle vostre case. Diverso è il trattamento che viene fatto invece nei corsi d'acqua, perché l'acqua viene potabilizzata, quindi c'è un sistema di trattamento molto diverso. Diverso ancora è il trattamento che facciamo sulle fonti che presentano delle contaminazioni, come nel caso di chi citava il nostro telespettatore, che effettivamente a Montagnana arrivava, anzi ancora arriva per qualche mese, l'acqua che proviene dal Misano, che è una falda che era di qualità incredibile ed è stata contaminata da un inquinamento importante che ormai è noto a tutti, insomma da Trissino, e quest'acqua viene fatta oggetto di un ulteriore trattamento attraverso dei filtri a carboni attivi. Ormai da anni l'acqua viene distribuita priva di PFAS, quindi
senza più contaminazione. A Montagnana, i montagnanesi lo sapranno perché ormai le opere sono visibili a occhio nudo, perché fino a quando si fanno le condotte sono poco visibili, ma adesso si sta completando il serbatoio, che è un serbatoio enorme da 10.000 metri cubi, 2 moduli da 5.000 metri cubi proprio alle porte di Montagnana, dove verrà stoccata e immagazzinata per essere rilanciata nel Montagnanese e nel Basso Vicentino proprio l'acqua di eccellente qualità che dicevo prima, che proviene da Camazzole. Ecco perché è una fonte molto importante per tutto il Veneto, perché serve ad approvvigionare anche dei distretti molto lontani dalla fonte che sono stati oggetto di sofferenza per un'acqua che aveva delle contaminazioni da PFAS. Quella fonte di Almisano viene totalmente chiusa e sostituita quella produzione, che era importante, di 500 litri al secondo, con altre fonti, da Belfiore, dal Veronese e da Camazzole, quindi da Carmignano di Brenta, verso il Montagnanese attraverso una condotta che è già completata, e si sta completando appunto il serbatoio, che avrà un rilancio per pompare l'acqua verso Montagnana e Vicentina. Comunque un danno pazzesco, perché questa era una fonte di approvvigionamento straordinaria, quindi un danno incredibile. Difatti noi siamo costituiti parte civile all'interno del processo, perché questo è un danno che i cittadini non possono, come dire, ristorare di tasca propria. Questo è un danno di cui qualcuno deve assumersi la responsabilità, e quindi siamo costituiti in parte civile all'interno di questo processo, perché le opere, voi le immaginate i costi che hanno avuto per realizzare delle condotte che da tutte le altre parti del Veneto vanno a approvvigionare acqua pulita, non contaminata, in sostituzione di questa fonte così importante. Sono opere che hanno costi di centinaia di milioni di euro. Ma non si vede ci sarà una fine, cioè a un certo punto l'aria potrebbe essere bonificata, quindi le acque tornare ad essere utilizzabili anche per l'agricoltura, perché questo è un altro ambito importante, oppure è irreversibile questo processo di contaminazione? Allora, il processo di contaminazione e il tema della bonifica sta più a monte, cioè nel punto nel cosiddetto punto di pressione, cioè dove si è realizzato l'inquinamento, e lì c'è un tema di bonifica. La contaminazione della falda, che sta molto più a valle rispetto al punto di contaminazione, avrebbe dei tempi talmente lunghi che la cittadinanza non potrebbe mai sopportare, quindi ci sarà la possibilità, ma in tempi molto lunghi, di bonificare anche probabilmente la falda, ma diciamo che forse non lo vedo neanch'io, insomma, alla fine di questo processo, ecco. Quindi dovevamo dare delle risposte immediate alla cittadinanza, quindi da subito abbiamo messo i filtri per bloccare intanto in queste maglie di carboni attivi queste molecole che si fermano, e quindi l'acqua è potabile ed è utilizzabile. E avevamo anche un impegno con la cittadinanza a livello regionale di dismettere questa fonte e utilizzarla soltanto come hub di distribuzione, ma senza più che ci sia il punto di produzione. Quindi le condotte vengono utilizzate in parte per la distribuzione, ma arriva da fonti diverse, quindi dal Veronese e da Carmignano di Brenta. Quindi tutto diciamo un restyling completo con interventi strutturali importantissimi. La qualità dell'acqua come viene verificata, e quindi quali sono i punti di verifica? Solo all'inizio oppure lungo il percorso fino quasi alla rete finale? L'acqua è effettivamente ipercontrollata. Viene controllata all'inizio e in più punti della rete quotidianamente, più volte al giorno, quindi l'acqua potabile ha dei controlli veramente massimi. Si misurano migliaia di parametri al giorno in tutto il Veneto, e questo viene fatto dai gestori direttamente, che fanno i prelievi con i propri uomini sulla rete, e con dei laboratori che sono accreditati. Sono anche in rete tutti i laboratori del Veneto, dei noi gestori, in modo da garantire proprio il massimo delle performance tecnico-scientifiche per fare quindi queste analisi. Quindi c'è tranquillità da quel punto di vista. Poi ci sono anche gli organi di controllo, c'è l'ULSS, ARPAV, quindi con i loro laboratori che fanno anche dei controlli sui nostri controlli, quindi insomma è piuttosto blindata la situazione sulla qualità dell'acqua. Finché l'acqua c'è.
finché l'acqua c'è. Qual è la situazione attuale? Cambiamenti climatici. A livello nazionale la zona nord-orientale sembra essere la più siccitosa e quella dove è presente con maggior urgenza questa calamità naturale. Cosa sta accadendo e voi cosa potete fare? Quali sono i provvedimenti? È effettivamente una situazione molto critica. Di fatto noi non siamo mai usciti dall'emergenza dello scorso anno. Cioè è stato nominato il commissario straordinario Zaia come referente nazionale dell'emergenza siccità, siamo entrati in emergenza la scorsa estate e non ne siamo mai usciti. Cioè non se ne è parlato meno, però di fatto è sempre rimasta. Noi non ne siamo mai usciti e abbiamo anche sempre lavorato nel frattempo. In questo momento abbiamo il 50% delle precipitazioni medie di periodo, quindi siamo a circa 666 mm di pioggia contro una media stagionale di circa 1219 mm, quindi effettivamente abbiamo il 50% delle precipitazioni medie. E non soccorre la riserva nevosa, perché questa è molto preziosa a tutti i fini, anche a quelli agricoli, a quelli irrigui, perché nel momento in cui si alzano le temperature, da domani sono previsti 19-20 gradi, quindi si alzano le temperature, si assiste allo scioglimento delle nevi. La neve per noi viene valutata come in un parametro che si chiama proprio acqua equivalente, quindi noi le traduciamo in metri cubi di acqua e normalmente appunto quindi la riserva nevosa si scioglie durante i primi caldi, che sono quelli che sono coincidenti con l'avvio della stagione irrigua, e quindi normalmente questa è una sorta di vaso comunicante, no, di compensazione che avviene in natura e che è per noi una riserva molto importante, perché appunto alimenta soprattutto i fiumi, i corsi d'acqua superficiali. Anche la riserva nevosa ha raggiunto in questo periodo, nel periodo intendo dire 2022-2023, i minimi storici. Quindi anche quella non ci aiuta per i prossimi giorni e per i prossimi mesi. Le falde, che tra l'altro hanno una lunga memoria, nel senso che stanno subendo gli effetti della crisi siccitosa dello scorso anno, anch'esse stanno soffrendo. Anche per esempio un punto di produzione importantissimo per la città di Padova, che è la fonte di Due Ville, abbiamo fatto un convegno proprio sabato e rilevavano che comunque c'era un abbassamento di quel punto di produzione di 2 metri, comunque si vedono gli effetti di abbassamento 2 metri? Di 2 metri. Ah, quindi tanto, si 2 vedono metri, gli abbassamenti di questi punti di produzione. Anche a Camazzole normalmente noi abbiamo un prelievo assentito di 950 litri secondo, in questo momento ne stiamo prelevando 750 perché i pozzi non ce la fanno a garantirci il medesimo prelievo, quindi c'è una situazione generale molto difficile e le soluzioni sono plurime e vanno fatte tutte. Soluzioni plurime. Allora, questo mi incuriosisce quali possono essere e che possono essere fatte tutte altrettanto. Andiamo in pubblicità e poi torniamo ancora insieme.